Giuseppe Tripoli, garante delle piccole e medie imprese. Qual è il suo compito? Perché non è così evidente a tutti che esista un garante della cosiddetta PMI che pullula in questo nord-est, che insomma è una locomotiva che ha tirato un po' il freno a mano. Ma è innanzitutto un'iniziativa che è stata assunta dall'Unione Europea, quella di creare in ciascuno dei paesi un punto di riferimento per il mondo delle micro, delle piccole e delle medie imprese. L'Unione Europea ha creato così un network, uno per paese, di SMEs invoice, di inviati, diciamo, delle piccole e medie imprese. Poi in Italia c'è stato un recepimento importante di un importante programma europeo che è lo Small Business Act. Questo recepimento è stato fatto con una legge, si chiama lo Statuto delle Imprese, è una legge fondamentale perché stabilisce principi soprattutto nel rapporto tra imprese, piccole imprese e amministrazioni pubbliche, e principi fondati sul diritto dell'impresa, per esempio, ad avere servizi a basso costo, servizi senza inefficienze burocratiche, risposte sempre. Ecco, questa legge ha trasferito in Italia questa realtà dell'SMI Invoi, chiamandolo garante per le piccole e medie imprese, per le micro, piccole e medie imprese, e dotandolo anche di altre funzioni, tra le quali per esempio quella di segnalare anche al governo italiano e non solo alla Commissione europea esigenze, bisogni e formulare proposte, nonché di intercettare, di inserirsi nei processi normativi di formazione delle norme, legislative o meno, indicando gli eventuali problemi e i costi che potrebbero avere queste norme per il mondo delle piccole e medie imprese. Quali sono i problemi che hanno le piccole e medie imprese in questo momento e alla luce anche del dibattito di questa mattina, quali sono le prospettive, insomma, qual è la parola d'ordine? I problemi sono quelli di una fase di recessione dura, durissima, che il Paese sta vivendo, nella quale ancora è immerso perché quest'anno trascorrerà in questa situazione di grave difficoltà economica, il che ha fatto sì che le aziende, soprattutto le più piccole aziende che vivevano e vivono di mercato domestico, siano in grave sofferenza. Molte di esse hanno chiuso, sono aumentati i fallimenti, sono aumentate le difficoltà, molte imprese hanno una tale difficoltà che a volte non riescono neppure a chiudere perché non riescono a far fronte ai debiti, alle restituzioni di risorse finanziarie che devono per esempio alle banche. Dall'altro lato ci sono aziende invece, un numero sempre più consistente di aziende piccole che essendo già presenti all'estero o hanno deciso questa scelta in questa fase per superare la difficoltà del mercato interno. Dicevo, c'è un numero crescente di aziende che all'estero, che all'estero hanno trovato mercati interessanti e anche di grande futuro. È chiaro che questa non può essere quella dell'export, della presenza internazionale, la risposta per tutte le aziende. Molte imprese operano solo sul mercato interno. In questo momento quello dell'export o della presenza sui mercati fuori Italia è comunque il driver più interessante e più significativo della nostra della crescita, non direi, insomma, del rallentamento del nostro PIL. Chi ha ancorato all'estero riesce a dare un contributo ancora positivo al PIL. Però non si può rimanere sempre accorati all'estero, soprattutto per la piccola, la microimpresa tende a soddisfare le esigenze di un mercato domestico che dovrebbe riprendere a non a consumare, ma comunque a far girare la produzione. Consumare ed investire, tutte e due le cose. La domanda interna dovrebbe ripartire su tutti e due i versanti importanti, non solo, ma anche non solo sul fronte privato, ma anche sul fronte pubblico. Lì abbiamo delle regole europee molto stringenti, forse troppo stringenti, all'interno di un quadro di politica economica che l'Unione Europea ha scelto e che privilegia il rigore sulla crescita, almeno finora è stato così. Speriamo che cambi. Il garante, la sua funzione può avere un ruolo, visto che appunto è garante della micro e piccola impresa, avere un ruolo proprio anche di sollecitazione verso l'Europa perché allenti il rigore. Sicuramente sì, nella rete con i miei colleghi abbiamo questa funzione di segnalare i problemi delle piccole imprese. Tra i problemi delle piccole imprese c'è una difficoltà grave sui mercati interni.
All'interno di questo ovviamente ci possono fare tanti passi, anche diciamo non così fondamentali e così importanti come quello che ricordava lei, che è quello di far cambiare un po' la rotta all'Unione Europea. Tra i tanti passi segnalo per esempio la possibilità che le piccole o le microimprese partecipino di più agli appalti pubblici, partecipino in modo con maggior successo, con miglior possibilità di successo. È chiaro che tutto questo però è regolato da questo principio fondamentale che si è dato l'Europa di privilegiare finora, ripeto finora e spero di dire non più nel prossimo futuro, il rigore sulla crescita. Roberto Crosta, segretario generale della Camera di Commercio di Venezia. Piccola e media impresa, oltre la crisi, è una sfida o un'opportunità? Dopo questa prima giornata economica in cui vi siete confrontati. È sia una sfida che un'opportunità. È una sfida perché sicuramente abbiamo una necessità di riqualificare le piccole e medie imprese del territorio, che sono il tessuto innervato in questo territorio e di sviluppo del nostro veneziano, del nostro Veneto. Quindi la sfida è quella di mantenere questo tessuto, potenziarlo, migliorarlo, renderlo più proattivo nei confronti dei mercati sia interni che internazionali. È anche un'opportunità certamente perché in questo momento in cui tanti discutono della morte della piccola e media impresa, noi invece siamo disponibili a credere, ne siamo certi, che la piccola e media impresa non sia morta, anzi che possa essere collegata alla sfida non solo il futuro di questo territorio, ma che possa essere un futuro che porta lontano nella misura in cui queste piccole e medie imprese vengono da un lato sostenute da politiche attive da parte delle istituzioni pubbliche, dall'altro comprendono che non è tanto il fondersi l'un con l'altro, ma il mettersi in rete, ragionare su contratti di rete, ragionare su nuove valorialità che le può portare molto lontano. Quindi è una bella sfida, ma una grandissima opportunità e come tutte le belle sfide che danno opportunità generano degli stimoli per tutti gli attori, per primi la Camera di Commercio. Ma la realtà parla di parecchie imprese che hanno chiuso in provincia di Venezia, insomma, dati con il segno meno. Quali sono queste nuove valorialità che dovrebbero far nascere a questo punto, credo, nuove imprese e che tipo di imprese? Guardi, io parto da una piccola riflessione. Noi è da 3 anni che facciamo un piccolo bando, sono piccolo in valore assoluto, ma per la Camera di Commercio sono risorse ingenti, perché stiamo parlando di quasi 100.000 euro all'anno, a favore delle imprese cosiddette creative, quindi quelle che operano nei settori del web marketing, di queste attività qui, ma anche in imprese creative che fanno lavorazioni tradizionali con tecniche nuove, quindi artigianato artistico portato con nuove tecnologie. Bene, è un bando che ha sempre più domande rispetto alla capienza dei fondi, è un bando che vede la partecipazione in larga parte di ragazzi giovani, imprenditori sotto i 30 anni, ed è un bando che a noi dà un segnale di speranza molto importante perché vuol dire che c'è un'opportunità di coniugare la tradizione, quindi l'artigianato artistico, il vetro, le calzature, con nuove opportunità di sviluppo. Ecco, io credo che questo sia questo connubio, che è un connubio naturale a Venezia tra la storia e il futuro, che è, ripeto, naturale qui a Venezia perché è innato in questa città. Questa è una città aperta al mondo, ma che vive di tradizioni, è una città sempre stata aperta a nuove attività, ma che è stata molto attenta al suo passato, possa essere uno sviluppo molto importante. Quindi il vecchio e il nuovo non devono parlarsi perché va preso ciò che del vecchio c'è di buono e ciò che del nuovo c'è di buono messo a fattor comune per un nuovo sviluppo. In questa fusione tra vecchio e nuovo abbiamo visto una specie di contrapposizione durante il dibattito per quanto riguarda le posizioni dei mondi accademici. Da una parte il rappresentante dell'Università di Milano che invoca il lavoro manuale e quindi la professionalità manuale, e dall'altro abbiamo sentito l'esplicazione del cursus honorum formativo che offre l'Università di Venezia, con però una visione accademica di approccio integrata con l'impresa, quasi americana, quasi di stampo anglosassone. Per questo territorio i ragazzi o quelli che sono fuoriusciti dal ciclo produttivo come si devono comportare? Dove devono iscriversi? A quali corsi? A quale formazione per trovare un lavoro o per ritrovare un lavoro?
La sua è una domanda molto difficile perché tra l'altro si entra nel merito di un sistema universitario che a mio parere sta dando grandissime opportunità, ma le recenti riforme hanno anche portato ad una grande frammentazione di corsi di lauree o scuole. Quindi io credo che la prima risposta alla sua domanda sia quella di dire è importante in ogni caso che nei percorsi formativi vengano sfruttate le opportunità di vicinanza tra la scuola e l'impresa. Questo è il primo comandamento, se posso dire. E il secondo aspetto è quello, attenzione perché come dicevo anche prima in conclusione del convegno, noi viviamo in un mondo reale, non viviamo in un mondo supposto, non viviamo in un mondo quello che ci piacerebbe. Quindi il mondo reale non può portarci, non deve portare né le università, né i ragazzi che studiano, né le camere di commercio, né le imprese a pensare a un qualcosa che non c'è. Quando dico questo, vuol dire anche introdurre una parola che stamattina non è uscita, ma che è fondamentale a mio parere, che è quella del sacrificio di capire che a volte si studia sicuramente per avere dei rudimenti, a volte si studia per avere una vicinanza col mondo del lavoro, però c'è una necessità da parte delle imprese di accettare di avere una manovalanza, chiamiamola così in termini generali, non ancora del tutto formata e una manovalanza che accetti che il sistema universitario non mi abbia formato del tutto e che sia l'impresa che continua a formarmi. Potrebbe essere anche una sorta di umiltà, che è una bellissima parola l'umiltà, perché deriva dall'humus, dalla terra, quindi dallo sviluppo. Il secondo tema che lei affronta è quello dell'Università Ca' Foscari, che negli ultimi anni sta lavorando molto da vicino con la Camera di Commercio e su nostra richiesta, accolta dal rettore con entusiasmo, sta pensando a dei percorsi di sviluppo che siano sempre più legati alle imprese veneziane. Per esempio, con loro stiamo sviluppando anche un progetto sull'economia della cultura, perché spesse volte ci dimentichiamo che cultura vuol dire economia, vuol dire sviluppo, vuol dire attenzione, vuol dire nuove professioni. Questo è un esempio. Internazionalizzazione non vuol dire soltanto esportare, ma vuol dire valorizzare il patrimonio culturale e non solo, ma anche manifatturiero che abbiamo qui. Quindi io devo dire che il sistema universitario sta facendo dei passi in avanti, i ragazzi anche, le imprese anche, probabilmente manca quell'ultimo slancio per arrivare al risultato. Expo 2015, che cosa significa per la Camera di Commercio che sta puntando soprattutto per queste imprese del territorio che sono per lo più imprese turistiche? C'è una particolare attenzione a quello che è un unicum di questo territorio, la laguna che è la laguna veneziana, ma è la laguna di Caule, la laguna di Marano, la laguna di Grado. Certamente, anche perché siamo partiti dal tema della laguna, o meglio dell'acqua, proprio pensando al tema dell'Expo, che proprio mette al centro le risorse naturali e il cibo. Venezia sta pensando questa partecipazione all'Expo non soltanto per il sistema Venezia, ma per il sistema Veneto, visto come un'integrazione di tutto ciò che Venezia e il Veneto sono attorno all'acqua. Veneto è una regione dove l'acqua è predominante, c'è la laguna, ci sono le foci dei grandi fiumi, ci sono corsi d'acqua nelle zone montane, il lago di Garda, quindi l'acqua è un elemento che accomuna molte realtà territoriali. Ecco, noi lo stiamo pensando appunto come valorizzazione di questo nell'ottica di valorizzare le eccellenze produttive. Io credo che l'Expo sia una grandissima opportunità per le imprese veneziane e veneto, non tanto per andare a Milano a mostrare cosa hanno, ma per far venire qui un flusso di ritorno da Milano. In questo senso è fondamentale che le imprese comprendano l'opportunità che non è soltanto quella del turismo, ma è anche quella appunto della valorizzazione delle produzioni eccellenti. Un flusso di turismo di ritorno da Milano, ma anche un flusso di turismo che va all'Expo di Milano, che poi torna in patria, all'estero, e in un secondo momento invii dei turisti nell'acqua, nella laguna, a Venezia, in Veneto. Assolutamente sì, perché tra l'altro noi non dobbiamo dimenticarci che se è vero che Venezia si autopromuove sul turismo, non possiamo vivere di rendita su questa affermazione. Abbiamo necessità di diventare sempre più competitivi e di valorizzare non solo Venezia, ma anche le altre bellissime realtà della provincia di Venezia, di far conoscere gli altri territori. Una realtà come Venezia che fa 33 milioni come sistema di arrivi all'anno potrebbe vivere di rendita su questa cosa. Non è vero, perché noi non abbiamo soltanto la città storica, ma abbiamo le spiagge, abbiamo la Riviera del Brenta, abbiamo realtà da far promuovere e da conoscere meglio, legate di nuovo tutte all'acqua,
ma che soprattutto possono attirare turisti per poi valorizzare le produzioni di eccellenza. Basti pensare alla calzatura della Riviera del Brenta o al vetro di Murano o altre realtà che noi abbiamo. Il ruolo della Camera di Commercio in questo Expo 2015 è un ruolo importante, un ruolo da capofila, una Camera di Commercio molto vivace che sembra quasi surclassare un po' le associazioni di categoria. No, questo non è vero, non è assolutamente vero. Non è questo il compito della Camera di Commercio, non è quello il compito che la Camera di Commercio vuole avere nei confronti dell'Expo. La Camera di Commercio si è posta al servizio del comitato dell'Expo, mettendo anche la professionalità mia come segretario generale, come segretario operativo di questo comitato, proprio per fornire un servizio alle imprese e alle associazioni di categoria per tenerle legate. Questa è la casa di tutte le imprese, non ha colori, non ha appartenenze, è la casa dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi. Noi vogliamo lavorare in modo sussidiario con le associazioni di categoria, metterci a disposizione e poi mandare avanti loro su alcune attività, andare avanti noi dove è importante ci sia il pubblico, ma con un obiettivo unico, che è lo sviluppo dell'impresa. In quest'ottica qui è la nostra mission. Lei è segretario operativo, so che a differenza, insomma, di Milano, voi avete già dei progetti per quanto riguarda Expo 2015, già belli, pronti, confezionati. Che tipo di imprese stanno rispondendo a questi progetti e quali sono questi progetti, se si possono anticipare? Le imprese che stanno rispondendo ai progetti sono di settori molto trasversali, e dall'artigianato artistico alle imprese innovative, e quando parlo di imprese innovative, l'e-commerce, penso anche costruzione di siti, percorsi turistici multimediali, quindi la possibilità che il turista si studi a tavolino dalla Cina, dal Giappone, il suo turismo non soltanto con l'alloggio, ma anche con i posti da andare a vedere. Quindi è un settore molto trasversale, molto attento, che va a valorizzare appunto produzioni tipiche con una grandissima attenzione all'enogastronomia. I progetti che ci sono legati a questo. Noi abbiamo dei progetti sulla Laguna Nord, in particolare di sviluppo di alcuni itinerari turistici, di alcuni itinerari enogastronomici, di alcuni itinerari produttivi. Stiamo pensando poi a dei progetti nella città di Venezia, ma collegati sempre con l'entroterra, che possano valorizzare non soltanto il settore culturale, ma anche la visita alle imprese, quindi ci riteniamo di fornire dei servizi molto dinamici e Le molto imprese attenti. rispondono? Stanno rispondendo, vedono ancora il traguardo dell'Expo lontano, c'è da tener conto che in questo momento le imprese stanno vivendo un po' la giornata, dato il momento che c'è, però molte imprese stanno iniziando a cogliere l'opportunità. Noi ci auguriamo che poi da qui in poi sia soltanto un miglioramento.